Tornano a riprendere gli sbarchi fantasma nella nostra costa. La segnalazione ci arriva dall'associazione Mare Amico di Agrigento, che afferma come ieri un nuovo sbarco fantasma è avvenuto. Un numero imprecisato di migranti è arrivato in spiaggia e si è dispersa nelle campagne di Borgo Bonsignore, nei pressi di Ribera. La barca, invece di essere rimorchiata in un porto sicuro, è rimasta in spiaggia con tutto il suo carico inquinante, rappresentato da quintali di reti, decine di litri di gasolio e tanto olio motore. La Guardia di Finanza e la Procura di Sciacca l'hanno posta intanto sotto sequestro, ma se non viene subito spostata da lì farà la stessa fine, afferma Mare Amico, di decine di altre carrette del mare e inquinerà in maniera irreversibile quest'angolo di paradiso. Mare Amico e Mare Vivo hanno acquisito la disponibilità da parte di Castalia di trainare la barca nel più vicino porto per essere messa in sicurezza, ma per fare ciò è necessario che la Procura di Sciacca la dissequestri e dia le necessarie autorizzazioni. Ricordiamo che diversi sono stati gli sbarchi fantasma avvenuti nella nostra costa, come quello del 5 agosto 2019, allorquando una quarantina di migranti arrivarono da un barcone sulla spiaggia di Punta Bianca, provenienti da Monastir in Tunisia. L'arrivo sorprese allora i bagnanti del luogo che, mentre si facevano il bagno, hanno assistito un po' preoccupati alla loro venuta. Incamminandosi tra le strade tra Agrigento e Palma di Montechiaro, fecero scomparire le loro tracce. Altro caso analogo, ma con spiaggia di detenzione su Ribera, fu quella del 10 giugno 2019, dove un'imbarcazione di 10 metri circa arrivò a Piana Grande. Erano circa una ventina i migranti che sbarcarono. Tra gli arrivi è stata interessata anche la spiaggia di San Leone, dove un barchino il 29 agosto del 2020 approdò nei pressi dell'Holiday Park. In quel caso i migranti andarono via immediatamente senza lasciare tracce della loro presenza.